Buonasera a tutti, bentornate e bentornati a Cambio Gioco, la settimana della prevenzione delle dipendenze comportamentali e del gioco d'azzardo patologico, organizzata da Ulsei Euganea di Padova in collaborazione con Alter Evo Società Benefit e IM Servizi. Ringraziamo ancora una volta gli enti che hanno concesso il patrocinio a questa settimana e i numerosi partner che la sostengono a vario titolo. Siamo sempre a Padova, ci troviamo come sempre all'interno della bellissima Sala della Carità. Stiamo trasmettendo in diretta sulla pagina Facebook di Cambio Gioco e sul canale YouTube dell'Ulsei. Nel sito www.cambiogiocoulsei.it trovate tutti i materiali promozionali del nostro festival, l'intero programma e soprattutto restano a vostra disposizione le videoregistrazioni di tutti gli incontri con i nostri ospiti, non solo quelli di questa quarta edizione, ma anche delle 3 edizioni precedenti. Ringraziamo le moltissime persone che ci stanno seguendo da tutta Italia, grazie alle dirette, quindi salutiamo il pubblico video connesso e anche tutte le persone presenti in sala che ci hanno raggiunti qui. Do ora la parola per un saluto alla dottoressa Arianna Camporese, che è responsabile dell'unità operativa semplice Alta Padovana, del Dipartimento Dipendenze dell'Ulsei Euganea e soprattutto la responsabile del progetto Cambio Gioco. Buonasera dottoressa. Grazie. Buonasera a voi, ormai con alcuni ci siamo visti più volte durante questa settimana, quindi siamo entrati anche in confidenza. Intanto porto i saluti da parte dei direttori del Dipartimento Dipendenze e sono contenta di potervi salutare, di potervi incontrare. Questo è un tema che a me interessa molto e immaginavo che qualcuno di voi un po' magari questa sera sia venuto per conoscere la dottoressa, sentire cosa ci racconterà e soprattutto magari si sarà chiesto ma cosa c'entra la filosofia con le dipendenze, no? Magari uno si aspetta che noi in questi incontri parliamo di salute, parliamo di malattia e invece io penso che soprattutto nel campo delle dipendenze noi ci dobbiamo ricordare che intanto parliamo sì di malattia, ma parliamo di persone che spesso vengono avvolte anche da un velo di pregiudizio. Alle volte quando parliamo di dipendenza pensiamo al vizio. E quindi il vizio non è malattia, è una debolezza, è una fragilità e questo incide anche sul vissuto esistenziale della persona, quindi nasce il sentimento della colpa, della vergogna, dell'incapacità di autodeterminarsi. Allora io credo che questo sia un campo in cui la dottoressa Gangitano ci può aiutare un po' a capire meglio il percorso, no, che fa l'animo umano. In fondo io sono una psichiatra, quindi il tema dell'animo umano lo sento forte e penso che sia importante che noi incontriamo i nostri saperi in momenti come questi. Quindi la ringrazio per aver accettato il nostro invito. Grazie alla dottoressa Camporese. E diamo ora la parola a Margherita Colonnello, assessora sociale del Comune di Padova, che ringraziamo per essere presente. Buonasera. Grazie, anche per me è un piacere ritornare qui in questa sala, in questo festival così denso, così interessante, che ha dato un contributo molto importante alla nostra comunità cittadina, ma anche al resto d'Italia, perché appunto è diffuso attraverso i canali social. La dottoressa Camporese, che sempre ringrazio per la sua energia ed entusiasmo nel coinvolgimento appunto della nostra comunità, ha citato l'animo umano e invece io ho una forte attesa rispetto all'animo di una comunità e in particolare mi solletica il titolo scelto, quindi dal tempo che cita la ricompensa e la necessità invece di prendersi un tempo diverso dalla ricompensa, se penso al fatto che la nostra società è la società del merito e quindi ogni cosa che facciamo suona come una ricompensa. Forse siamo tutti un po' dipendenti dal fatto che persino andare a letto la sera ci sembra la giusta ricompensa di un lavoro spesso sfibrante che abbiamo svolto e addirittura diventa un'obbligatoria ricompensa dedicarsi dei momenti al corso di yoga piuttosto che al corso di mindfulness, perché
ogni gesto è finalizzato a qualcos'altro, ogni nostra azione ha uno scopo ulteriore, spesso produttivo, e invece un godimento fine a se stesso è qualcosa che non riusciamo neanche più a interpretare. Quindi sono molto curiosa di ascoltare le parole di Gancitano questa sera. Ringrazio nuovamente l'ULSS perché, come già detto in precedenza in un'altra serata simile a questa, il valore di questo festival è considerare il tema delle dipendenze appunto non come un tema individuale, singolare, bensì come una responsabilità collettiva, cioè una società che crea la dipendenza, la persona dipendente, ed è compito della società attrezzarsi per tendere una mano a chi magari risulta più dipendente di altri, ma sempre sapendosi interrogare in modo autocritico su come tutti noi siamo impostati secondo certe caratteristiche, secondo certi dettami. Quindi io sono molto curiosa e grazie ancora per questa opportunità. La parola ora al dottor Paolo Simonato, che è segretario dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Padova. Buonasera, dottore. Buonasera, grazie per l'invito. Porto i saluti di tutto il Consiglio Direttivo, del Presidente Crimi, che purtroppo è occupato con altri impegni istituzionali, quindi sono comunque contento di venire io, perché la dottoressa Camporese l'ho incrociata proprio durante questo intreccio, mi ha trascinato anche nella sua passione per questo tema, un tema che a distanza di anni sto vedendo anche nel mio ambulatorio, dove c'è sì un malato, chiamiamolo così, ma c'è tutto un contesto attorno, c'è una famiglia che per le scelte di una persona, per i vizi, diciamo condiziona tutto quello che è l'ambiente e quindi anche la salute della comunità, come ha detto l'assessore, ma soprattutto della famiglia. Quindi questo tema, riuscire a sensibilizzare e soprattutto avere degli strumenti che per noi medici non sono sempre nelle nostre corde, come appunto gli strumenti filosofici di ragionamento e di pensiero, secondo me aiuta noi come professionisti della salute a crescere e ad affrontare questo tema che non può essere visto in maniera monodimensionale. Finisco perché non voglio rubare altro tempo alla preziosa relazione. Grazie. Grazie dottore, e allora entriamo nel nostro incontro di questa sera, che si intitola Dalla ricompensa alla libertà, e abbiamo con noi Maura Gancitano, filosofa, pedagogista e scrittrice, che accogliamo con un applauso. Grazie per averci raggiunto al Cambio Gioco. Prima di lasciarle la parola, ricordo a tutte le persone che ci stanno seguendo da remoto che possono interagire ponendo anche delle domande alla nostra relatrice, commentando la diretta nei profili social, oppure scrivendo un messaggio tramite WhatsApp al numero che vedete in sovraimpressione in questo momento, che è 370-318-6802. E quindi lascio la parola a Maura Gancitano e auguro a tutti voi buon incontro. Grazie, buonasera, grazie per l'invito. Io partirei a questo punto, dato che è stato citato, proprio dal meccanismo che ci porta, dal meccanismo sociale che ci porta alla ricerca costante di ricompensa. Non è qualcosa di casuale e, come avete detto, non è qualcosa che è chiaro che possa essere qualcosa che tocca alcune persone in particolare per caratteristiche, per ambiente, per esperienza, però è qualcosa che in misura diversa possiamo aver sperimentato nella vita o potrebbe capitarci. Secondo me la dimensione sociale è legata anche al non sentirsi migliori, non sentirsi più forti degli altri, ma anzi essere consapevoli che tanti dei nostri vissuti personali, tante delle questioni che magari portiamo in terapia o scriviamo su un diario, di cui parliamo con gli amici, che trattiamo come questioni individuali, sono in effetti delle questioni sociali e sono qualcosa che ci accomuna, perché sono dei meccanismi che stanno avendo un impatto estremamente negativo sulla qualità della vita delle persone, soprattutto quelle che vivono in un contesto privilegiato, fortunato come il nostro, e non sono casuali per niente, perché dipendono proprio dal modo in cui è costruita una società che ci porta a uno scompenso e all'idea di doverlo compensare con degli strumenti che però non ci danno realmente soddisfazione. È quello che io e Andrea Colamedici chiamiamo società della performance, un modello performativo che ci chiede di competere, di performare costantemente, di non sentirci mai soddisfatti,
per quello che facciamo, di sentirci sempre inadeguati. Questo senso di inadeguatezza è trasversale rispetto alle generazioni, ma come sappiamo è molto sentito dalle persone più giovani. Io vado molto nelle scuole, anche nelle università. Ieri ero al Politecnico di Milano a fare una lezione che faccio tutti gli anni diciamo, sulla vocazione, sul talento, in un corso un po' particolare in uno, insomma, dei corsi del Politecnico, e quello di cui parlo è un'occasione, insomma, particolare, cioè la possibilità di parlare a degli studenti non tanto di come dire, una nozione in particolare, un concetto, un'idea in particolare, quanto di loro, quindi della loro condizione. È un corso legato al personal branding, insomma, in qualche modo anche ovviamente sempre a delle cose che fanno parte del loro percorso, però è un'occasione per riflettere su come stanno. E alla domanda come stai, le risposte che vediamo in tanti ambiti in questo paese non sono confortanti. Ci sono tanti studi, tante ricerche che vengono fatte, anche tanti sondaggi che vengono fatti costantemente, sempre di più. Cito per esempio quelli che riguardano l'ambito lavorativo e quello che riguardano gli adolescenti, che appunto non sono confortanti. Per quanto riguarda gli adolescenti, io osservo molto, per esempio, quello che viene fuori che fa Save the Children, che ha dedicato a novembre, qualche mese fa, a novembre dell'anno scorso, tutta l'inchiesta sull'infanzia a rischio all'adolescenza, mappando e frequentando tantissime scuole, e quello che emerge è una condizione, come sapete benissimo, di enorme disorientamento, con in alcuni casi, e appunto qui quando si parla poi di questioni sanitarie, sapete che sono usciti negli ultimi anni dei dati veramente preoccupanti, per esempio sull'uso di psicofarmaci senza prescrizione medica, acquistati online, sottratti ai genitori, scambiati da adolescenti, che ovviamente ci raccontano di un disagio profondissimo, o appunto, come mi si diceva, in generale disturbi di vario genere, che effettivamente non sono solo come dire, un lancio da giornale che viene fatto per terrorismo psicologico. Poi il modo in cui vengono raccontati, come sapete, il modo in cui vengono raccontati gli studi scientifici in queste inchieste a volte diventa uno strillo e nasce e muore, però effettivamente la condizione di disorientamento è molto forte, e quindi quello che mi è accaduto per esempio ieri, come in tanti altri casi, era questa condizione in cui queste persone molto giovani, che hanno iniziato da poco il percorso universitario, si trovano effettivamente in un grande momento di disorientamento. E questa parola, per quanto mi riguarda, è molto importante, perché appunto si diceva, io ho fatto un percorso di studi che ho concluso recentemente, scienze pedagogiche, e forse uno degli insegnamenti che ho apprezzato di più è stato proprio quello della pedagogia dell'orientamento. E quello che ho scoperto è che la pedagogia dell'orientamento non è legata solo all'età evolutiva, è legata a tutto il percorso di vita. Ci sono percorsi che hanno a che fare, che si fanno nell'RSA, nelle carceri, nel momento in cui si entra o si vuole rientrare nel mondo del lavoro, il bilancio di competenze. Ho scoperto che è uno strumento narrativo, non è solo il compilare un file con le cose che sai fare, con le competenze che hai. E però questa pedagogia dell'orientamento oggi manca nella nostra società, è molto difficile che, a meno che non si sia fortunati, ma è un problema che debba essere una questione di fortuna, è una questione di eccezionalità, è molto difficile che questi strumenti ci siano, che questi strumenti effettivamente vengano offerti alla persona. Quello che accade il più delle volte è che se c'è poi un episodio, un fenomeno, un disturbo molto grave, si cerca un aiuto nel sistema sanitario, oppure se se ne hanno le possibilità economiche, per esempio, si cerca un aiuto, per esempio una psicoterapia. Però è poco, è molto piccola la percentuale effettivamente di chi lo può fare e di chi sceglie di farlo. E ieri una ragazza mi chiedeva a un certo punto, tra le domande che mi hanno fatto, gli interventi, le riflessioni che hanno condiviso, una cosa che ha chiesto una ragazza è: come si fa una scelta? Che, come capite, è una risposta, la risposta è molto difficile da fare, però la domanda è importantissima, la domanda è significativa, perché racconta effettivamente che chi ci insegna a scegliere.
Quello che abbiamo come riferimento spesso è qualcuno che ci dice cosa dobbiamo scegliere. Immaginate nel percorso di orientamento i genitori, anche gli insegnanti a volte ci dicono cosa dovremmo scegliere alle medie, cosa dovremmo scegliere per la scuola superiore, finita la scuola superiore cosa dovremmo fare dopo, lo fanno anche gli amici, lo fanno le persone che magari ci vogliono bene ma in qualche modo vorrebbero che scegliessimo secondo i loro desideri, quello che loro vedono in noi. Vi sarà capitato di avere un insegnante che voleva che voi vi iscriveste alla sua stessa facoltà e lo stesso, insomma, a volte magari fanno i genitori quando magari vorrebbero che voi continuaste quello che loro hanno fatto che non sono riusciti a fare. E però l'orientamento non può essere solo questo, in molti paesi non è solo questo, in Italia invece purtroppo spesso rimane solo questo, cioè solo un momento nel percorso, che non offre però gli strumenti effettivi di orientamento, cioè non ci aiuta non tanto a rispondere, ma quantomeno a farcela quella domanda. Come si fa una scelta? Quindi in un momento di grande disorientamento e di grande difficoltà a scegliere, a riorientarsi, che è quello che poi ciascuno di noi fa nella vita, quindi costantemente riorientare, e vedremo che è una questione narrativa, oltre che psicologica, oltre che appunto di salute. In un momento come questo abbiamo anche un'altra questione importante, che è il fatto di essere molto consapevoli di come e dove sta andando questo mondo. Quindi la difficoltà di orientamento in questo momento deriva dal fatto che riceviamo tantissime notizie e abbiamo costantemente la consapevolezza di avere oggi il potere come umanità di autodistruggerci e di fare molta fatica a capire dove si può andare, a immaginare e costruire il proprio futuro, perché io credo che poi la questione della dipendenza dal gioco d'azzardo sia molto legato a questo, sia molto legato al bisogno di stimoli, al bisogno di rischio, ma che poi in realtà quella componente narrativa non ce l'ha, cioè in realtà racconta spesso di esistenze che sono inchiodate, che sono paralizzate in una ripetizione costante che poi è ovviamente un circolo malato, tossico. E questa consapevolezza però è qualcosa che oggi rende molto difficile immaginare quello che può essere il proprio futuro. Se io vi avessi chiesto 10 anni fa come vi immaginate fra 10 anni, probabilmente immaginate il 2016. Avete presente, c'è stato all'inizio di quest'anno un trend che invitava le persone sui social a mettere a confronto come eravate nel 2016, come siete adesso nel 2026, che cosa è cambiato. Poi questi trend hanno sempre delle, come dire, sono sempre molto ambigui, però diciamo è nata questa onda di persone che facevano queste condivisioni costanti. Se io vi avessi chiesto nel 2016 come immaginereste il 2026, probabilmente avreste fatto tante considerazioni sulla base delle vostre possibilità, dei vostri desideri, del momento della vostra vita. Avreste detto che tante cose non le potevate prevedere, però, in qualche modo qualcosa avreste detto, magari facendo un confronto rispetto a cosa desideravate allora e cosa avete costruito in questi 10 anni, in qualche modo, magari le cose sono andate in modo imprevisto, però potete costruire una traccia. Se ve l'avessi chiesto nel 2006, probabilmente sarebbe stato un po' più facile forse costruire questa traccia e immaginarlo. Se io oggi nel 2026 vi chiedessi come vi immaginate nel 2036, probabilmente sarebbe ancora più forte la sensazione di non poterlo sapere. Immaginate come questo possa essere per una persona adolescente. Che lavoro farà nel 2036? Chissà se esisterà un lavoro, se esisterà quello che voglio fare, se quello che sto studiando oggi avrà ancora senso nel futuro. Questo ha un impatto sul senso di disorientamento. E allora la situazione, la condizione non è tanto quella di cancellarlo, quindi di far finta che non ci sia, di negarlo, anche perché io credo che essere indifferenti in un momento come questo non sia un atteggiamento, come dire, fertile da nessun punto di vista, però il grosso rischio oggi è quello di sentirsi paralizzati, impotenti, di non sapere che cosa fare, di non saper costruire la propria traccia. E vi dicevo, se da un lato c'è quello che ci arriva, tutti i dati sconfortanti sulla condizione delle persone e poi appunto in particolare sulla condizione delle persone giovani,
Cioè, ci sono altri dati che riguardano per esempio il lavoro, che è un altro grande tema della vita, che sta cambiando moltissimo in questi anni. Probabilmente tutti voi, tutti noi siamo stati educati a considerare il lavoro come uno strumento di realizzazione personale, è uno strumento di progresso, di miglioramento sociale ed economico. Oggi non è più così. Il lavoro è diventato una storia sociale che non convince più, che non è più credibile e che non coinvolge più. E la cosa che stupisce sui dati italiani è che noi siamo raccontati spesso all'estero come quelli che lavorano poco, che sono sempre felici e che di solito vanno a pranzo in una trattoria romana all'aperto sotto il sole. Questo è il modo in cui veniamo spesso rappresentati dall'esterno. La realtà non è questa, la realtà è quella di un paese in cui si lavora tantissimo, non è detto che si lavori bene, ma si lavora tanto, in cui però tante persone non hanno la possibilità di lavorare o fanno un lavoro precario, sottopagato, anche quando è un lavoro significativo, prestigioso per cui hanno studiato, ma l'aspetto su cui voglio portare la vostra attenzione è il fatto che il lavoro non coinvolge. I dati sul coinvolgimento nel mondo del lavoro in Italia sono dei dati che stupiscono, anzi sono migliorati negli anni. Qualche anno fa si parlava del 4%, oggi si parla più o meno dell'8%. Cosa significa? Che immaginate, adesso considerato l'8%, il 92% delle persone che lavorano in questo paese si è svegliato stamattina, è andato a lavorare non avendo voglia di farlo, non sentendosi coinvolto in quello che faceva, non sentendo il senso di quello che stava facendo. La metà di queste persone, più della metà, sta cercando un altro lavoro e un quarto di queste persone quel lavoro lo odia. Questo ci racconta di una serie di meccanismi sociali che non funzionano e quello che non funziona è che non danno più senso. C'è una grande questione in questo momento che riguarda proprio questo, cioè che riguarda una società che non ci accompagna a riconoscere, a scegliere, a poter realizzare quello che per noi ha senso. Quello che ci racconta è la competizione, è la ricerca di un successo secondo alcuni criteri che sono uguali per tutti e che però non ci accompagna a capire che cosa vale per noi. È lì che la domanda della ragazza come si fa una scelta non può avere una risposta uguale per tutti. La questione ha a che fare con l'imparare a capire come tu fai una scelta e qual è la scelta giusta per te in un certo momento. Tutto questo però in genere manca nel nostro percorso educativo. Non esiste, è molto difficile, a meno che appunto non siamo fortunati, quindi magari voi state pensando a un insegnante che questa cosa vi ha accompagnato a farla nel tempo che aveva a disposizione, magari dei genitori che vi hanno insegnato a farla, ma quello che manca è un tessuto sociale in cui a tutto questo si dia valore, a cui tutto questo si dia, per cui a tutto questo si dia spazio, che tutto questo sia realmente significativo. E allora la questione delle dipendenze, del gioco d'azzardo, è una questione che rischia, tra l'altro, secondo me, di aumentare nei prossimi anni, perché è una costruzione sociale che riempie effettivamente un vuoto. A me è capitato qualche anno fa, e sono contenta che vi occupiate di questo tema, perché io sono rimasta disorientata. Voi sapete che quando voi aprite un social network, quello che vedete non è il social network, è quello per cui voi siete profilati. Quindi ha a che fare con i vostri interessi, con quello che vi interessa. A volte vi vengono proposte delle cose nuove per capire se possono interessarvi e lo scopo dei social network, e già qui ovviamente dovremmo drizzare le antenne, è quello di tenerci incollati a quel social più tempo possibile. Sono fatti per generare dipendenza, perché la nostra attenzione è una merce fondamentale, quindi più noi siamo incollati a quei social network, più questa cosa genera una dipendenza enorme. Quello che però accade quando noi guardiamo un social network è che ci sono tante zone di quei luoghi digitali che noi non vediamo perché semplicemente non ci appaiono. C'è stata una sera in cui io per esempio non ho praticamente mai usato Twitch, non so se voi conoscete Twitch, è una piattaforma, voi probabilmente sì appunto, una piattaforma in cui ci sono, insomma, ci sono delle community legate al mondo dei videogiochi, spesso molto giovani, non solo, sono community
non solo, insomma, sto facendo una generalizzazione, però spesso sono community di ragazzi, giovani adulti, che hanno alcuni interessi in particolare. Ci sono degli show italiani che sono seguitissimi, di cui io sapevo molto poco, conoscevo molto poco, perché non sono, come dire, non rientrano nei miei interessi. Quello che mi è successo una sera è che mio marito, che invece riceve, come dire, più, ovviamente essendo profilato in modo diverso, essendo un giovane adulto, un giovane uomo, riceve invece, vede delle cose che io non vedo, e che mi ha mostrato che c'erano delle dirette su Twitch di ragazzi che giocavano d'azzardo e che venivano seguiti da migliaia di coetanei che magari passavano la notte a guardarli, che davano loro dei soldi, voi probabilmente queste cose le conoscete molto bene, perché continuassero a giocare d'azzardo. Io questa cosa non la sapevo e non l'avrei vista, perché il modo in cui tutto questo è costruito, e io vorrei anche invitarvi a considerare il fatto che abbiamo detto per molto tempo, ed è stato detto che alla fine i social e tutti i luoghi digitali non avevano così tanto impatto sulla nostra vita perché non erano così tanto importanti. Oggi invece sappiamo che non è affatto così. Addirittura, secondo alcuni studi, non solo hanno un impatto, ma cambiano la realtà fisica, cioè la cosiddetta platformizzazione della società, cioè cambiano il modo di interagire con la realtà effettivamente. E è molto problematico il fatto. Sono molto problematici tanti fattori legati, ovviamente i social, al modo in cui sono costruiti, che non è affatto neutro, ma il fatto che tutte queste cose rischiamo di non conoscerle, perché semplicemente non ci appaiono. Quindi ci sono dei fenomeni, a volte molto torbidi e molto pericolosi, che noi rischiamo di non vedere perché non siamo profilati, perché appunto non ci appaiono, ci sono completamente sconosciuti. C'è un'altra cosa che vi voglio raccontare a proposito di questo. Mi è capitato di fare un progetto sull'educazione finanziaria, io ne parlavo dal punto di vista culturale, filosofico, quindi noi in Italia, come probabilmente sapete, siamo molto scarsi come educazione finanziaria, abbiamo un livello di educazione finanziaria molto molto basso e di consapevolezza appunto rispetto alla gestione del denaro e di rapporto col denaro. In Italia siamo in genere buoni risparmiatori, ma investiamo molto poco e abbiamo grande difficoltà a progettare quello che possiamo fare con i nostri risparmi. Questo è un momento di passaggio generazionale, patrimoniale, molto importante in questo paese, però appunto c'è una grande impreparazione, soprattutto poi nelle persone più giovani, nelle generazioni più giovani. E quello che a me è capitato facendo questo progetto è che a un certo punto, ascoltando dei tecnici, mi sono incuriosita, perché mi sono resa conto che anch'io non sapevo niente di educazione finanziaria. E quindi ho iniziato a cercare online chi ne parlasse. Ed è successa esattamente la stessa cosa, cioè per me online non è che questo argomento andasse per la maggiore, ho scoperto invece delle bolle che in realtà sono bolle enormi di persone che parlano di questo. E tra l'educazione finanziaria però e le scommesse, il trading, che spesso poi porta ragazzi anche molto giovani a perdere tantissimi soldi e che ha dei meccanismi molto simili a quelli del gioco d'azzardo, c'è un confine che a volte diventa molto sottile. Quindi ho scoperto anche lì qualcosa di cui non sapevo niente. E qui c'è una questione secondo me importante. Una è quella che appunto noi non abbiamo spesso idea di cose che ci stanno molto vicine e ovviamente io credo che lo strumento, per esempio se siamo genitori, educatori, non sia quello del controllo, ma sia piuttosto quello del dialogo, per esempio nel cercare di capire cosa delle persone giovani stanno guardando, cosa seguono e in quali trappole rischiano di cadere. Ma poi c'è un'altra questione, perché vi dicevo, che cos'è l'educazione finanziaria? Ti aiuta un po' a prendere consapevolezza del modo di gestire il denaro, il comportamento d'acquisto e fa una cosa molto importante, cioè ti aiuta a vedere il tuo futuro. Quindi organizzare e progettare il tuo futuro dal punto di vista economico per cercare di arrivare, di vivere più sereni. Quello sarebbe lo scopo dell'educazione finanziaria. Quindi non si tratta né di fare soldi né di arricchirsi, ma per la maggioranza delle persone di essere un po' più sereni
e soprattutto rispetto a tutte le cose su cui non si ha controllo, quindi le emergenze della vita. Ed era qualcosa su cui io non avevo posto attenzione perché non ero stata educata a farlo. Quindi io, come tantissimi altri in Italia, non avevo mai considerato tutto questo, quindi mi sono appassionata perché mi sembrava dal punto di vista educativo una cosa interessante. Quindi ho iniziato ho aperto un fondo pensione proprio in occasione del mio compleanno, dei miei 40 anni, credo sia stato un passaggio proprio anche di, come dire, un passaggio di maturità in questo senso. Quindi ho fatto questo genere di cose, ma c'è un aspetto importante che è legato proprio all'educazione, cioè è molto più semplice e funziona molto di più sui social parlare della possibilità di arricchirsi attraverso questi strumenti di investimento che quella di aprire un fondo pensione. Perché se tu dici al ragazzo di 20 anni di aprire un fondo pensione, di mettere da parte i soldi, quella cosa non stimola. Quello che stimola invece è la promessa di guadagnare dei soldi facilmente, di poter diventare molto ricco. E lì secondo me c'è una questione importante di questi tempi, che è la questione per cui l'educazione non è così attraente, cioè sembra qualcosa di molto noioso. Quello che attrae invece è la possibilità di accelerare, arrivare all'obiettivo molto velocemente. Ma non è così che funzioniamo come esseri umani. Quello che vi dicevo prima è che quando parliamo, noi viviamo in una società che ci porta ad avere paura e voler avere controllo di tutto quello che accade nella nostra vita, perché sappiamo che potrebbe succedere qualsiasi cosa. Se adesso voi apriste il sito di un giornale online e leggeste che c'è una pioggia di cavallette in Egitto, probabilmente vi sembrerebbe oggi nell'ordine delle cose, perché quello che è successo negli ultimi 6 anni è stato in tanti casi imprevedibile e quindi ci siamo abituati a un mondo in cui le eccezionalità sono diventate la norma. Ma appunto quello che questa società favorisce è proprio questa sensazione di voler arrivare costantemente, immediatamente all'obiettivo, perché altrimenti quello che stiamo facendo non ha funzionato. Questo però è una meccanica che non è quella con cui funzionano le nostre vite e non è quella che ci dà la misura di qualcosa che è davvero significativo per noi, solo che nessuno ci accompagna a considerare che forse una previsione di lungo termine è molto più significativa. Cos'è che mi è successo guardando questi video sulla finanza? E poi adesso, tra l'altro, se io apro YouTube mi appare principalmente questo e video di persone che scrivono sui quaderni, quindi video sulla scrittura e video sulla finanza, che ho scoperto di tantissime persone, tante persone giovani, che effettivamente si sono avvicinate a quel tema per cercare di guadagnare in fretta nel più breve tempo possibile. E questa cosa è legata moltissimo alla narrazione anche, cioè l'idea di dover avere successo, di dover riuscire in fretta e di dover bruciare i tempi. E questa cosa è legata a, come leggevo poco fa, appunto la brochure tutti i materiali di questo progetto, è molto legata alla questione della narrazione dell'educazione. Noi consideriamo l'educazione come qualcosa che censura. Quindi se educhi le tue emozioni vuol dire che non provi chissà che cosa, se invece le fai esplodere allora tutto questo è molto più significativo. E consideriamo qualcosa che ha a che fare con la nostra storia come uno stato che deve essere di picco. È per questo che parlo di fioritura. Qualche anno fa, ormai un po' di anni fa, ho scritto con Andrea Colamedici un libro in cui individuavamo un grosso problema in una certa narrazione rispetto all'ottenere tutto quello che vuoi, quindi a qualcosa che oggi è considerato molto spiritualità, il self-help, che è molto legato a quest'idea di accumulo. Mi sarà capitato di leggere, di ascoltare discorsi sul fatto che puoi attrarre tutto quello che vuoi, controllare tutto quello che vuoi, quindi la legge dell'attrazione, il manifesting, tutto questo che non è affatto nuovo, perché in realtà ha più di un secolo tutta questa narrazione che è molto legata, che viene dagli Stati Uniti, anche dalla Francia, c'è quest'idea che poi appunto attraverso il pensiero puoi avere il controllo sulle cose e puoi realizzare tutto quello che vuoi. Ed è
è legata costantemente all'idea di accumulare ed è legata molto anche alla questione del merito. Quindi l'idea che se vuoi puoi, se non riesci a realizzare qualcosa è perché non ci hai effettivamente creduto abbastanza, se non sei stato abbastanza bravo, perché tutto è nelle tue possibilità. Ora, questa cosa è in realtà intanto un falso, nel senso che non possiamo fare tutto, non possiamo controllare tutto, e poi è estremamente, come dire, è qualcosa che ci carica di un senso di colpa enorme di cui si parlava. Leggevo appunto nei materiali che il gioco d'azzardo parte spesso con l'idea di essere più bravi degli altri, di saper vincere, di riuscire a ottenere qualcosa più che degli altri, e poi si arriva a un grande senso di fallimento. È in effetti un meccanismo sociale che si può vedere in tante dinamiche diverse, anche secondo l'idea che puoi ottenere tutto quello che vuoi. Puoi avere il controllo di tutto quello che vuoi. Tutto questo appunto porta a considerare l'idea della persona e della vita della persona come qualcosa che deve crescere costantemente. Qualche anno fa mi è capitato di vedere un video di una ragazza che faceva una cosa che ho considerato inquietante, cioè lei divideva la sua vita in 4 trimestri, come si fa con le valutazioni aziendali, e la valutava secondo gli assi cartesiani. Quindi costantemente lei doveva leggere di più, fare più sessioni di yoga, cioè faceva una valutazione come se fosse quella dell'aumento costante del fatturato. E questo tipo di valutazione, che non ha niente a che vedere con il percorso umano, perché invece parlare di fioritura? Intanto perché, secondo molti filosofi, sarebbe il modo migliore per tradurre eudaimonia, che non è felicità. Questa è una società ossessionata dalla felicità, ma la felicità ha a che fare con, come sapete, con degli istanti, con dei momenti. Ma io immagino che la vostra giornata non sia stata una giornata di costante felicità. Possono esserci stati dei momenti di felicità, ma probabilmente ci sono state varie fluttuazioni derivanti da come state, cosa vi è successo, dal cambio di stagione, da una serie di cose che sono accadute. Noi abbiamo un'enorme varietà emotiva e quello che è accaduto nella vostra giornata può essere stato molto vario, ma quello che ci viene chiesto e ci viene detto è che invece sia possibile, anzi dovremmo, cercare gli stati di picco costanti. In realtà il modo migliore, secondo alcuni, per tradurre quell'idea di eudaimonia aristotelica, per esempio, non è tanto felicità ma è fioritura, perché fioritura dà una dimensione invece molto più ampia, sia dei vissuti umani, e quindi di come puoi stare, non cercando solo gli stati di picco, ma accogliendo tanti stati diversi, ma anche del tuo percorso, quindi del fatto che siamo diversi. C'è una varietà umana, desideriamo cose diverse, ciascuno di noi nel corso della vita può desiderare cose diverse, e allora in questo senso la vita umana è un percorso che a volte è labirintico, ma che cambia. Invece quello che veniamo invitati a pensare non è che debba essere un labirinto, ma che debba essere una linea retta che va sempre su, come dovrebbe essere il fatturato di un'azienda. Anche lì poi non è detto che sia il desiderio di tutti, ma è quello stato costante di picco. Se non funziona quello stato, allora quello che sta succedendo è un pericolo. È una dimensione narrativa che è problematica in questo senso e di nuovo racconta un vuoto. Chi ci ha insegnato a raccontare la nostra storia? Come ce l'ha insegnato? Quella domanda della ragazza del Politecnico, come si fa una scelta, ha a che fare con la questione della narrazione. Io non so che cosa incontrate poi, appunto, voi che vi occupate di dipendenze, ovviamente quando vi trovate nelle relazioni d'aiuto, però immagino che, come accade in tanti percorsi, il vostro sia un accompagnamento che è anche un accompagnamento di rinarrazione della propria storia, cioè è anche una questione narrativa. E questo aspetto è fondamentale e di fondamentale importanza, perché noi siamo animali narrativi, cioè noi abbiamo un aspetto fisiologico che a volte dimentichiamo, ma che è molto ben considerato da chi specula
su questi aspetti, per esempio la ricerca di soddisfazione immediata, la ricerca di stimoli, è ovviamente qualcosa che ha a che fare anche con il modo in cui funzionano i nostri cervelli, in cui funziona il nostro corpo, quindi c'è questo aspetto animale che dimentichiamo, questo aspetto corporeo, fisiologico, organico, e poi c'è l'aspetto narrativo, cioè il fatto che le storie sono la cosa che secondo me sono la nostra meraviglia e il nostro orrore. Intanto perché abbiamo bisogno sempre di credere a una storia per fare qualsiasi cosa. Questo lo diceva Daniel Kahneman, che ha parlato di bias cognitivi e quindi anche di tutti gli errori sistematici che commettiamo, e diceva che noi non facciamo niente sulla base di un dato. Qualunque azione umana è mossa da una storia. Questa cosa, tra l'altro, sono contenta che parlate nei materiali anche dell'errore di Monte Carlo, perché mi è capitato, appunto, poi interessandomi di tutta questa questione dell'educazione finanziaria, di ascoltare le previsioni sul 2026 dei mercati finanziari. Ed è incredibile, perché ognuno diceva una cosa diversa. Cioè ognuno raccontava una storia completamente diversa. Secondo me le persone più ragionevoli erano quelle che dicevano non si può prevedere niente. Ma lì è anche il meccanismo che porta a quel bisogno di controllo, di previsione da parte di chi ha una dipendenza nel gioco d'azzardo, cioè la sensazione di poter prevedere una storia. Questa cosa è interessantissima, appunto, poi chi si occupa ovviamente dell'animo umano e della mente umana questa cosa la sa bene, è la nostra meraviglia perché abbiamo bisogno di storie e le storie muovono delle azioni, a volte impreviste, incredibili. Tante delle cose che sono accadute durante la pandemia, che poi abbiamo cancellato perché abbiamo dovuto ricominciare a correre, sono state delle storie incredibili, cioè non avremmo potuto prevedere quello che le persone avrebbero costruito intorno a quello che stava accadendo. Anche un senso di comunità, magari effimero, insomma un po' altalenante, ma che comunque in qualche modo abbiamo costruito e che non avremmo previsto prima. E le storie sono qualcosa che ci muove, è qualcosa che ci dà senso. Qual è il problema? È che a volte quelle storie ce le inventiamo, anzi molto spesso ce le inventiamo. Quindi costruiamo, laddove vediamo dei vuoti, costruiamo dei salti. Questa cosa si fa anche con la statistica, si fa con la previsione dei mercati, quindi nel momento in cui noi abbiamo dei dati a disposizione, noi li interpretiamo, li possiamo interpretare in un modo o nell'altro, in modi estremamente diversi. Ma la questione è che spesso non siamo accompagnati a capire come raccontare la nostra di storia e a capire come prosegue. Quel senso di disorientamento di cui vi parlavo è legato a questo, al fatto che è difficile oggi immaginare quale sarà il futuro ed è difficile per tantissime persone. Questo tocca tante dimensioni e tocca un senso di vuoto generale molto forte, ma tocca secondo me una dimensione in particolare. Una questione è proprio quella della narrazione, quindi il fatto che serve la possibilità di raccontare la propria storia, di comprendere la propria storia, di usare degli strumenti per anche sentirsi raccontati, perché c'è un'enorme paura di essere superflui e inutili e questo tocca davvero in modo trasversale le persone. Questa è una società evidentemente in cui le persone sono sempre più sole, hanno sempre paura di essere messe via, sempre più paura di essere superflue, di essere sostituite da altre, sostituite dalle intelligenze artificiali e quindi in qualche modo non considerate di valore per il fatto stesso di esserci. E questa cosa tocca le persone molto giovani, ma tocca anche le persone più anziane, più grandi, tocca praticamente chiunque in una società come questa. La paura di essere espulsi, di essere esclusi, di rimanere invisibili, che è una paura molto forte. Ma vi dicevo, una dimensione importante nella questione della narrazione della nostra vita è la dimensione del tempo. Quello che probabilmente è un fattore che io vi invito anche a considerare rispetto alla vostra vita e che cambia e che sta cambiando costantemente il fatto che anche il tempo è una questione narrativa. Cioè il tempo che noi percepiamo ha a che fare con come stiamo vivendo, come stiamo raccontando. Quello che sta accadendo è che sta avvenendo un'accelerazione del tempo, proprio del tempo umano e dei ritmi, che non ha niente a che vedere con il modo in cui noi effettivamente funzioniamo.
Quello che ci viene chiesto è di andare costantemente sempre più veloci. E questo è legato, se ci fate caso, non dico niente di nuovo, insomma lo sapete benissimo, anche al modo di nuovo in cui funzionano i social media. Cioè il fatto che creano dei contenuti sempre più brevi di cui fruire sempre più velocemente. Quindi portando una frammentazione dell'attenzione. È come se ci fosse un'interferenza costante, una difficoltà costante ad approfondire, ad andare più in profondità nelle cose. Questo cosa sta creando? Io ne parlo molto con gli insegnanti e appunto poi anche con i miei studenti questa cosa la vedo. Cioè, per chi di voi è insegnante, ho parlato con gli insegnanti, sa che fare lezione frontale è diventato difficilissimo. Quello che io vi sto chiedendo è uno sforzo in questo momento, per esempio. Se voi vi trovaste come le persone che ci stanno seguendo online, probabilmente mentre mi ascoltano stanno facendo altre cose. E anche voi che siete qui in presenza, probabilmente fareste lo stesso. Se foste a casa, stareste lavando i piatti, mettendo a posto, magari giocando a un videogioco sul telefono, stareste facendo qualche altra cosa. Quello che invece accade qui è che state facendo uno sforzo. È uno sforzo per chi si trova in questa sala che è molto aiutato dal fatto che siete insieme ad altri cervelli umani. Questa cosa per me è molto affascinante. La prima volta che l'ho letta in uno studio del professor Giuseppe Riva della Cattolica di Milano, che ha fatto rispetto alla questione della pandemia e dell'uso di strumenti digitali una meta-analisi di tanti studi che sono usciti per cercare di capire perché, per esempio, se facciamo apprendimento a distanza, insegnamento, lavoro a distanza, poi a un certo punto abbiamo una sensazione, non riusciamo più a capire, intanto abbiamo una sensazione di fatica enorme, ma poi non capiamo esattamente cosa abbiamo fatto. Quella sensazione, per chi l'ha vissuta durante la pandemia, magari stavi 10 ore in video call con altre persone, ma alla fine mancava qualcosa, c'era una sensazione di vuoto. E questa sensazione era proprio una mancanza narrativa, cioè quando noi utilizziamo degli strumenti digitali, al momento, perché il grande, come dire, una delle grandi questioni è riuscire invece a intervenire, insomma, proprio sulla nostra questione narrativa in questo senso, ma al momento il nostro cervello sa che non si trova in un posto con altre persone a seguire quella lezione, quindi è molto difficile sia rimanere concentrati, ma è molto difficile che quella cosa crei memoria autobiografica, cioè che entri a far parte della storia. È probabile che voi oggi vi ricordate di quando facevate il pane forse durante la pandemia o stavate in casa, molto difficile che voi vi ricordiate che cosa è successo in una riunione online, è più facile che vi ricordiate di cosa è successo in una riunione dal vivo. Perché? Perché c'è il senso del luogo, quindi la placeness, sono i neuroni GPS in questo momento per chi si trova qui sono attivi, quindi il cervello ha la sensazione di trovarsi in una sala, in un setting specifico e sappiamo di trovarci con altri esseri umani, altri cervelli umani che si stanno sforzando di fare attenzione di fronte a una persona che sta parlando da diversi minuti. Questo sforzo è uno sforzo collettivo ed è la ragione per cui se vai in biblioteca a studiare è più facile che ti concentri rispetto a quando studi da solo in casa, perché lì è più facile la distrazione, non è il luogo specifico, non ci sono altre persone che fanno la stessa cosa e quello che avviene è che i cervelli si riconoscono in qualche modo. È possibile che al termine di questa conferenza vi alziate insieme con un senso di come se foste quasi un corpo unico che si muove. Questa cosa io la trovo incredibile e però purtroppo è molto difficile oggi in una società che invece ci spinge alla grande difficoltà invece di andare nei confronti degli altri, verso gli altri, perché andare verso gli altri è un potenziale fallimento, perché ha a che fare con delle dinamiche di potere molto difficili da gestire. E vi dicevo, la dimensione difficile è proprio la dimensione del tempo. Gli strumenti che abbiamo e che sono entrati ormai prepotentemente nelle nostre vite sono degli strumenti che ci spingono ad adeguarci a dei ritmi, a correre sempre di più, a fare le cose sempre più velocemente. E tanti degli strumenti tecnologici che sono stati introdotti negli ultimi decenni poi hanno avuto una grande promessa, darci più tempo libero, ma in realtà poi alla fine
la soluzione era quella che dovevamo accelerare ancora di più. E allora io credo che la questione del tempo sia una questione fondamentale quando parliamo di disorientamento, perché non ci fa considerare che a volte il disorientamento è un momento del percorso di fioritura, la confusione è un momento del percorso di fioritura, lo stallo è un momento del percorso di fioritura. Qual è la risposta a tutto questo? Il bisogno di controllo e l'impazienza. Io devo uscire dal momento di confusione più velocemente possibile. Non posso stare in quel momento in cui non so quale strada prendere, non so cosa fare, nessuno me l'ha insegnato. E questo è il risultato di una società che ci spinge alla performatività e ci dice che è tutto facile, è tutto a portata di mano, è tutto a disposizione, non c'è nessuna difficoltà, hai tutto nelle tue mani. Oggi abbiamo degli strumenti potentissimi. Quando io ho avuto il primo computer e non c'era neanche la connessione internet, poi la connessione internet, forse vi ricordate, con quei modem che facevano rumore, quando dico ai miei figli che non c'era internet illimitato, mi sembra una cosa del passato, una cosa assurda. E quello che è accaduto è che riusciamo a fare oggi delle cose che erano impossibili o difficilissime da fare, c'è una grande accessibilità a una serie di strumenti. La questione sempre più importante di fronte a tutto questo è: tu che cosa desideri? Nel momento in cui tu puoi creare oggi un sito in 5 minuti con l'intelligenza artificiale, elaborare una tesi di laurea in pochissimo tempo. Oggi non so quale percentuale di persone scrive la tesi di laurea realmente, come si faceva fino a qualche anno fa. Quando puoi elaborare e creare delle cose che prima non potevi, probabilmente tanti di voi hanno fatto anche solo per amici, parenti, collage di foto, video, e chi le sapeva fare queste cose? Queste cose fino a qualche anno fa le sapevano fare solo i tecnici. Oggi abbiamo grandi strumenti a disposizione. Io mi ricordo quando ho fatto la prima videochiamata con i miei genitori, che era una cosa che era tra l'altro un telefono che aveva uno schermo minuscolo. Oggi io quando venivo qui ho fatto una videochiamata con i miei figli con una qualità molto diversa, una connessione diversa e una disinvoltura molto diversa, perché è diventato qualcosa di normale. Ma tutto questo ha un contraccolpo molto forte, cioè abbiamo degli strumenti, ma cosa ci facciamo? A cosa servono? La questione è che siamo spinti a dover fare sempre di più. Hai questi strumenti, non li stai usando, non stai facendo abbastanza. Tu cosa stai facendo? Guarda gli altri quanto fanno, quanto producono, quanto sono attivi, quanto sono performativi. E tu che cosa fai invece? Stai perdendo un sacco di tempo. Questa sensazione nelle persone giovani, ma non solo, è fortissima. La paura di perdere tempo, di non avere il controllo del tempo. Tutto questo, se fosse visto da un filosofo antico, sarebbe sconvolgente, nel senso che è qualcosa che evidentemente tocca la dimensione del senso. Oggi, più che mai, è importante considerare che questa dimensione del tempo, vivere solo nel tempo lineare, non avere lo spazio per vivere altre dimensioni del tempo, un tempo profondo, un'attenzione profonda, perché tutto è sempre frammentato. L'attenzione frammentata deriva anche dalla sensazione che ci stiamo perdendo qualcosa. Voi in questo momento non state leggendo le notizie, probabilmente chi ci sta seguendo online ogni tanto un occhio lo butta alle notizie, a qualcos'altro, perché siamo spinti a fare così. Sono degli studi che ci dicono che ogni quanto ci interrompiamo, autointerrompiamo. Questa cosa sta rendendo difficile, per esempio, un aspetto fondamentale dell'essere umano, che è lo stato di flusso, di attenzione profonda. Cioè il fatto che non serve neanche più che ci sia qualcuno che mi interrompa dall'esterno, ma che io mi interrompo e faccio fatica a entrare nello stato di flusso, è qualcosa che ha un impatto sulla mia storia e su quello che io considero importante. Cosa scelgo? Di nuovo la domanda. La risposta che io do molto spesso è che poi alla fine davvero, cioè al di là, non è per fare, come dire, per filosofeggiare, ma è perché effettivamente
non è tanto il talento specifico, il lavoro specifico che tu fai, ma è la sensazione che hai mentre stai facendo quello che stai facendo, la cosa importante. Oggi viviamo in una società in cui le persone hanno sempre più difficoltà a sentirsi nel flusso, a sentirsi pesci nell'acqua, a sentire che quello che stanno facendo ha senso. E invece cresce la sensazione di essere superflui. E allora in questo caso io credo che questo sia un mercato enorme per tutte le persone che giocano, che speculano su questo, a cui non interessa che le persone si sentano in fioritura, ma che anzi, per cui è molto più importante che le persone sentano quel senso di insoddisfazione, perché la promessa è comunque sempre la promessa di felicità. È la promessa di potersi sentire forti in qualcosa, quella promessa di essere più bravi degli altri a prevedere i mercati. È una promessa anche narrativa. Probabilmente conoscete questo sito di cui si è parlato molto negli ultimi mesi, che si chiama Polymarket, che è una tra l'altro che ho acquisito adesso da Wall Street, perché era venuta fuori la notizia che una delle scommesse che si fa su questa piattaforma, su cui in Italia non si può investire, e io ho visto dei video di italiani che le avevano provate tutte per investire, anche questo ci dovrebbe raccontare qualcosa, cioè avevano provato, soprattutto giovani, a usare le VPN, cioè a cercare di trovare l'escamotage per investire su questo sito. È un sito, ce ne sono anche altri, ma questo è molto famoso, in cui anonimamente si può investire su quasi tutto. Per esempio, quanti tweet farà questa settimana Elon Musk? Oppure ci sarà la nuova venuta del Messia entro la fine del 2026 o 2027? E ci sono tantissime persone che investono su questo. C'è anche un aspetto di grande speculazione, ma c'è quell'aspetto di azzardo che da un lato racconta della dimensione anche di una dimensione narrativa, ma dall'altro ovviamente ci racconta un grande spazio, un grande mercato che ha tutto quello che ha a che fare intanto con l'idea di poter prevedere ciò che non è prevedibile e poi con questo enorme bisogno di stati di picco. Perché questo è il modo in cui è costruita la nostra attenzione. Come vi dicevo, noi come esseri umani abbiamo bisogno di attenzione profonda, abbiamo bisogno di stato di flusso. Se vi è capitato di fare una passeggiata senza dover fare niente, dopo tantissimo tempo, come probabilmente accade, perché in genere ci spostiamo anche durante la giornata cercando di essere più economici possibile, solo se dobbiamo fare qualcosa, difficile che qualcuno vada in giro a zonzo. Se vi è capitato di farlo, avete probabilmente sentito che quella cosa era significativa, per il fatto stesso che esisteva, non perché dovesse esserci un obiettivo. Però quella cosa ha molto poco spazio nelle nostre vite, perché siamo pieni di stimoli, gli stimoli sono costanti, sono infiniti. Se vi interessa qualcosa in particolare online, voi non riuscirete mai a vedere, per quanto sia una nicchia, non riuscirete mai a vedere tutti i contenuti possibili. Io mi sono appassionata recentemente, riappassionata, ho sempre avuto la passione per la cartoleria, fin da piccolissima, però mi è venuta anche per insomma, le questioni di cui mi occupo, e rispetto anche allo strumento della scrittura, perché è una cosa che mi interessa molto, la scrittura a mano, ho scoperto anche lì una cosa che non sapevo che fosse così grande, cioè tutto l'ambito del journaling. Non so se qualcuno lo fa, è una cosa che insomma non è una cosa nuova, però quello che sta accadendo negli ultimi mesi in particolare è che tantissime persone hanno cercato il bisogno di ricavarsi uno spazio di scrittura su carta e hanno iniziato a fare dei video, a riprenderseli. Ci sono delle persone che fanno delle cose incredibili, fanno delle opere d'arte su carta e questo però crea, come sempre, una questione. Intanto si crea un mercato e ovviamente questo mercato porta immediatamente al consumismo, quindi quello che accade è che vedi persone che hanno 25 agende tutte uguali, cioè quindi anche lì qualsiasi cosa in una società costruita in questo modo può portare alla dipendenza. Anche paradossalmente lo scrivere il diario su carta è veramente incredibile. Quindi da un lato la dipendenza, il fatto di non averne mai abbastanza, di persone che continuano a comprare senza poi, come dire, più che praticare, comprano, e quella è una dimensione della dipendenza molto forte, e la dimensione del dover comprare poi quelle cose specifiche che sono le cose giuste, e quindi è proprio un allontanamento anche dalla pratica, da una dimensione diversa del tempo, e dall'altro la competizione
io ho scoperto che c'è stato tutto uno scandalo, tutta una lite per come si scrive il diario, che è una cosa incredibile se ci pensate, e deriva proprio da come funzioniamo noi come esseri umani, cioè in uno stato, in una condizione di performatività e di competitività costante. Anche il fatto che io mi prenda ogni giorno 10 minuti per scrivere il diario, per fare un disegno, per mettere una foto di qualcosa che mi è successo, diventa competizione a chi lo fa meglio, a chi lo fa di più, a chi scrive di più. Qualcosa di simile accade anche con i libri. Quanti libri si leggono? E purtroppo crea da un lato poi una dimensione per cui c'è una competitività reciproca, ma a volte crea quella dimensione di senso di inadeguatezza. A me è capitato rispetto alla lettura di sentirmi dire dalle persone di sentirsi in difetto perché non leggevano quanto leggevo io. Io lì ho smesso di parlare di quantità, ho cercato di fare attenzione, però è incredibile come certi pensieri e meccanismi sociali abbiano colonizzato la nostra testa. Cioè non è più necessario che qualcuno ci dica guarda, quella persona è migliore di te. Quello che succede è che si entra spesso in una condizione paranoica per cui sembra che tutto ti ricordi costantemente quello che tu non riesci a fare. Questo me l'ha detto un'altra ragazza ieri al Politecnico, cioè il fatto di, se si vuole iniziare qualcosa, avere qualcuno che ti racconta, magari semplicemente la sua esperienza, e tu hai la sensazione di non farlo bene quanto quella persona. È la sensazione quindi di essere sempre meno, di essere sempre in difetto, questo senso fortissimo di inadeguatezza. Quindi quello che vi ho raccontato, non so quanto tempo ho, forse ok, e quindi poi sono aperta alle vostre considerazioni. È la questione per cui non è casuale il fatto che ci siano fenomeni così diffusi e così difficili tra l'altro da individuare spesso, come appunto il gioco d'azzardo, le dipendenze, poi soprattutto in una dimensione digitale in cui spesso sono difficili da trovare perché sono nascosti, perché riescono a colpire e individuare le persone che possono caderci. Non è casuale per niente, è costruito in questa società, è importante non sentirsi migliori rispetto agli altri, perché in un meccanismo come questo chiunque di noi può cadere, insomma, in una dinamica di questo tipo, magari non è gioco d'azzardo, ma è comunque un atteggiamento viziato che spesso tra l'altro poi diventa anche qualcosa appunto da cui si diventa dipendenti, quindi anche da quello che sappiamo che ci fa male, anche rispetto a tutto quello che accade appunto negli ambienti digitali. Ed è una questione, e ci racconta una mancanza, ci racconta un vuoto, ci racconta la mancanza di spesso un tessuto sociale, ci racconta la mancanza di strumenti di orientamento e di una società e di un paese in particolare che vede l'orientamento come solo un momento tra certi passaggi in particolare, anziché un percorso continuo. Io credo invece piuttosto nel percorso continuo e credo che ci siano in questo senso degli strumenti antichi che sono estremamente potenti ancora oggi. Sono degli esercizi della filosofia antica, di tante scuole filosofiche antiche che sono ancora potentissimi e che sono strumenti tecnologici. Michel Foucault le chiamava tecnologie del sé. Cioè, per esempio, questo, perché quello che noi non consideriamo è che la scrittura è una tecnologia. Il fatto che si tratta di una tecnologia talmente antica che ci sembra naturale, ma è uno strumento tecnologico. In questo senso, gli strumenti tecnologici non sono neutri, hanno un impatto sul modo in cui funzioniamo, hanno un impatto sul nostro umore, ma la questione riguarda, secondo me, tantissimo le relazioni umane e riguarda anche la questione che questa non è una società che ci accompagna alla fioritura, è una società in cui la questione della dipendenza non è un effetto collaterale, ma è un frutto ovvio del modo in cui funziona, perché ci porta a dover faticare sempre di più, a dover essere sempre più stanchi, a sentire di non poterci permettere di prenderci del tempo. Questo di nuovo me lo dicono tantissimo i ragazzi nelle scuole, la sensazione di non potersi permettere di fermarsi.
è una dimensione del tempo che corre sempre di più, in cui quindi quello che vale sembra essere solo lo stato di picco, lo stato di soddisfazione immediata, che però, come sapete benissimo, crea un circolo vizioso che non dà davvero il senso di fioritura. Allora io, come dire, immagino che tante delle persone che poi, con cui poi interagite, che stanno cercando di uscire dalla dipendenza dal gioco d'azzardo, poi possano vivere una condizione in cui quello di cui devono prendersi cura è anche la ricostruzione della propria storia. Quello che è difficile è immaginare un percorso di vita, ed è difficile in un momento come questo, praticamente per tutte le persone, un percorso di vita che non può essere lineare, su cui non possiamo avere il controllo, in cui ci sono troppe variabili impreviste, ma in cui è possibile che ci siano momenti diversi. Un percorso di fioritura non è un percorso in cui va sempre tutto bene, non è un percorso in cui si è sempre felicissimi, non è un percorso di successo, è un percorso in cui ci sono momenti diversi, c'è una varietà di vissuti e quella varietà può essere raccontata. Quello che accade invece molto spesso, e che è la promessa di tante dipendenze, è quello di darti invece momenti di pura positività, ma questo invece, come dire, non è quello che accade alle nostre vite umane. Grazie. Grazie, dottoressa Gancitano. Allora, sta passando il microfono per la sala, se qualcuno ha piacere di intervenire, ponendo una domanda o facendo un commento. Nel frattempo io leggo alcune delle cose che stanno arrivando dalle persone che sono collegate, che ringraziamo come sempre quando interagiscono con Cambio Gioco. Ci sono dei commenti, ci sono delle domande. Partirei da questa di Renza che dice: dottoressa Gancitano, grazie per il suo intervento. Come docente vivo quotidianamente in classe quella frammentazione dell'attenzione e quell'accelerazione del tempo di cui lei ha parlato, dettate da TikTok, da Twitch, dai social, eccetera. I ragazzi sembrano terrorizzati dal vuoto e dalla noia, come ha detto anche il professor Saudino, che è intervenuto prima di lei. Come possiamo concretamente ricreare a scuola uno spazio per il tempo narrativo e profondo, insegnando ai ragazzi a stare anche nella soglia di confusione, senza che la vivano come un fallimento o un'angoscia insopportabile? Allora, io credo che sia importante considerare intanto che non è un caso. E quello che si fa troppo spesso quando si vedono le persone giovani, ma non sono solo le persone giovani, io lo sottolineo sempre perché appunto non sono le persone giovani che sono diventate più deboli e più disattente, è una condizione ed è dovuta anche a volte, come dire, alla mancanza di accompagnamento, per esempio rispetto all'educazione digitale. Io credo che possa essere molto difficile, me ne sono accorta anch'io di quello che è cambiato negli ultimi tempi, e poi appunto parlando molto con gli insegnanti, in particolare con gli insegnanti di filosofia, ma non solo, c'è una grande difficoltà di creare coinvolgimento. Questo varia, io credo che siano la generazione Z e ancora di più la generazione alfa siano generazioni estremamente eterogenee, quindi io vedo anche molta differenza rispetto alle classi, alle persone con cui si parla, non sono tutti uguali, c'è una grandissima varietà, quindi generalizzare è difficile, però indubbiamente quello che capita e che capita in classe agli insegnanti costantemente è questa sensazione di distrazione. Poi immaginate che se già questa cosa avviene in classe, in università gli studenti hanno in gran parte il computer davanti. Quali possono essere gli strumenti? Io credo che ci sia in questo, che la pedagogia, poi la pedagogia in Italia molto più di quanto pensiamo, e di questo appunto poi mi sono accorta in prima persona studiandola, stia lavorando molto in questo senso, nell'usare anche gli strumenti digitali nella direzione del coinvolgimento. Credo che il coinvolgimento sia fondamentale. Tanti insegnanti questa cosa l'hanno vista e si stanno inventando di tutto per cercare di creare questo tipo di coinvolgimento. Non credo, cioè per me la cosa importante è sottolineare che è possibile entrare nelle classi e essere anche sconfortati e domandarsi che cosa posso fare nel creare questo coinvolgimento sia a livello emotivo ma anche a livello intellettuale,
Credo che questa cosa si possa fare, anzi che ci siano delle persone estremamente brillanti tra gli adolescenti. La questione è che appunto ci sono alcune cose che oggi non funzionano più. Per esempio, io me ne sto accorgendo anche con i miei figli, è molto difficile che si chiedano dei compiti in classe, dei compiti a casa come si chiedevano prima, perché nel momento in cui tu chiedi un compito scritto a casa sai che il 90% quel compito lo farà con l'intelligenza artificiale. Quello che tanti insegnanti stanno facendo è andare molto più nella direzione della collaborazione. Quindi della creatività, quello può essere un modo. È chiaro che un insegnante chiede una preparazione della lezione molto più faticosa. Questo è un momento in cui per creare coinvolgimento serve un impegno molto grande. Quello che un insegnante può fare con le risorse, l'energia e il tempo a disposizione potrebbe essere quello anche di collaborare e quindi di vederlo con altri. Chiaro che se una volta per spiegare Kant era sufficiente fare una lezione frontale, adesso bisogna usare degli strumenti di progettazione educativa molto più sofisticati e molto più coinvolgenti ed è veramente molto faticoso, anche perché la sensazione altrimenti è che tu abbia di fronte, l'insegnante tra l'altro queste cose le riconosce non solo visivamente ma proprio impara a riconoscerle anche da tutto quello che non è verbale, insomma riconosce che non c'è il coinvolgimento dall'altra parte. Ci sono dei modi, degli strumenti sicuramente per farlo, questi possono, come dire, io non credo, immagino sia stata anche un po' l'idea di Saudino, cioè non credo che ci sia come dire, non voglio essere apocalittica, credo che però sia effettivamente diventato molto più difficile fare l'insegnante in questo momento, che chieda di farsi delle domande che prima non erano proprio nell'orizzonte e che un modo possa essere quello di anche di collaborare e di parlarne tra insegnanti. Quello che servirebbe evidentemente sono anche degli strumenti che gli stessi insegnanti dovrebbero avere e che spesso non hanno. Quindi io vedo anche proprio un grande senso di confusione, di disorientamento da parte degli insegnanti e non so se è anche il caso della persona che ha scritto, però evidentemente avrebbero, molto spesso è l'insegnante individualmente che deve trovare una soluzione. Io credo che la questione sarebbe parlare molto di più dei problemi e vederli anche come delle occasioni per ripensare magari anche tanto la progettazione educativa. Allora diamo voce anche a Enrica che dice dal punto di vista psicologico sentirsi inutili distrugge l'identità. E allora gli strumenti filosofici possono offrire ai giovani adulti la capacità di slegare il loro valore umano dal livello di produttività? Sì, la filosofia nasce pratica. Quindi quando noi studiamo storia della filosofia immaginiamo questi filosofi che scrivevano libri. In realtà le scuole filosofiche nascono pratiche, nascono da esercizi. Alcuni di questi esercizi sono estremamente potenti, solo che hanno bisogno di tempo. E questa dimensione del tempo è una dimensione che tocca molto la scuola, perché questo tempo non c'è, cioè gli insegnanti si trovano, io appunto poi dialogando molto con gli insegnanti di filosofia che spesso devono occuparsi anche di una serie di altre cose, ci sono una quantità enorme di progetti, manca proprio il tempo per poter accompagnare gli studenti a fare altre esperienze, farsi delle domande, scrivere dei diari, però vedo tanti insegnanti che davvero si stanno inventando tantissime cose e io credo che in questo momento gli strumenti della filosofia antica possano essere veramente molto efficaci e a volte sono gli strumenti, cioè sono gli esercizi molto semplici, quelli che funzionano di più. Sì, ce lo chiedono proprio anche sul piano pratico, ce ne dice qualcuno? Sul piano pratico, per esempio, io credo appunto davvero molto nella scrittura. Stiamo facendo un progetto per un manuale scolastico in cui entra molto in campo la scrittura. E questo è molto importante. È chiaro che ci sono delle difficoltà iniziali, se gli studenti sono poco abituati a scrivere, ci sono delle attività che necessariamente bisogna fare in classe per le ragioni che ho spiegato, però la scrittura funziona molto. Un altro strumento che uso molto, che per esempio in quel corso del Politecnico è una pratica che si fa tutti gli anni, è la deriva, cioè letteralmente l'andare a zonzo. Che è uno strumento che non è solo antico, è uno strumento come una pratica che Guy Debord faceva a Parigi nel Novecento io invito anche voi, perché immagino che sia
cioè molto difficile poi per un adulto in particolare, ma un po' per tutti, trovare il tempo per andare a zonzo, sentirsi fannulloni. Cioè andare a zonzo senza fare niente è veramente un lusso che è molto difficile prendersi. Bastano 20 minuti in cui andare a zonzo senza guardare il telefono, senza ascoltare podcast, senza andare a fare la spesa, senza portare a spasso il cane, semplicemente a zonzo a caso, anche semplicemente nel proprio quartiere, quindi senza dover fare chissà che cosa. Io mi sono fatto questa pratica in tanti contesti diversi ed è una pratica estremamente liberatoria, e quello che Guy Debord sosteneva tra l'altro è l'idea di psicogeografia. Cioè noi siamo influenzati dai luoghi che abitiamo e i luoghi ci influenzano. Se invece noi attraversiamo i luoghi pubblici sempre di fretta, sempre con la sensazione di cerchiamo di incontrare meno persone possibile, meno traffico possibile, di arrivare più in fretta nei luoghi in cui passiamo la maggioranza del tempo, che sono luoghi chiusi, luoghi privati, tutto questo ci toglie la possibilità di stupirci, perché poi è una cosa di cui non ho parlato, che per me è molto legata alla dimensione del gioco, ma del gioco vero di cui parlate voi, è il fatto che in questa società manca il gioco, c'è solo la competizione e manca la meraviglia. La pratica della deriva è una pratica di meraviglia. E per esempio una pratica di grande creatività. Le persone creative oggi vivono quella condizione in cui devono costantemente estrarre da sé delle cose. A un certo punto però è molto difficile farsi venire delle idee. Andare in giro a zonzo può far venire delle idee, però è controintuitivo e hai l'idea di non potertelo permettere. Una volta in un'azienda una persona mi ha detto: io non posso assentarmi per 20 minuti, appunto non me lo posso permettere. Se questa cosa te lo dice un quindicenne fa veramente molta paura, però in generale quest'idea di non poterselo permettere è una cosa, secondo me è un segno che c'è proprio qualcosa che non funziona e che diventa poi un processo interiorizzato, perché magari invece lo puoi fare, però se ti sei convinto di non farlo, non serve più che qualcuno ti dica non farlo, diventa qualcosa che diventa molto limitante per te. E quindi io credo appunto che alcuni piccoli esercizi funzionano. Una cosa che per esempio applico, ci capita insomma di applicarla molto spesso, sia in ambiti più di spettacolo, c'è uno spettacolo che facciamo con la rappresentante di lista in cui facciamo anche questo gioco, ma anche in ambito educativo, è l'esercizio del binomio fantastico di Gianni Rodari, che è un esercizio, qui non abbiamo il tempo per farlo, però vi invito a fare, magari sperimentatelo se qualcuno di voi lavora anche in un contesto educativo, perché io per esempio questo esercizio l'abbiamo utilizzato alcune volte anche rispetto alla questione dell'intelligenza artificiale. Cioè l'invito a farsi delle domande prima anziché delegare l'output all'intelligenza artificiale. L'esercizio del binomio fantastico è un esercizio molto breve ma molto efficace e molto divertente per inventarsi una storia. Cioè se io vi potrei chiedere in questo momento, non abbiamo il tempo per farlo, però di pensare a un oggetto o un animale, qualsiasi. Probabilmente il 50% di voi ha pensato a un gatto, pensate a un altro animale, perché succede sempre così. E di chiedere alle persone che avete accanto, quindi di formare una coppia, di chiedere alla persona che avete accanto che cosa ha pensato e di costruire un binomio, quindi un personaggio che è composto da due metà, che sono indistinguibili. E può venire fuori qualsiasi cosa. Il gatto caffè, per esempio, era una cosa che mi è rimasta molto impressa, che era venuto fuori, o il diario tacco. Ci sono delle cose molto diverse, possono essere due animali, due oggetti, un animale, un oggetto, e poi le due persone devono costruire una storia. E costruire questa storia ha una dimensione di grande divertimento, intanto perché ti accorgi che lo puoi fare, cioè che in realtà, avendo tutta questa passione per le storie che abbiamo come umani, è facile inventarsi una storia. È sufficiente unire degli animali e degli oggetti e cercare di capire come funzionano tra di loro, perché a volte sono paradossali, perché sono, per esempio, qualche giorno fa in una lezione è venuto fuori il cervo lanterna, quindi che curiosamente le due persone vicine avevano immaginato un animale a cui si potevano sostituire le corna con cervo lampione.
le corna con i lampioni, quindi avevano anche fatto il disegno, inventato la storia. È una dimensione di creatività in realtà molto semplice, perché Gianni Rodari in questo è stato veramente un maestro, è stato un filosofo davvero, che però che poi ha bisogno di poco tempo, se ci pensiamo, e può essere una grande dimensione di divertimento. Io credo che sia importante in questo momento considerare l'educazione, anche la rieducazione, l'autoeducazione, come qualcosa che può essere molto divertente, non qualcosa di noioso, come invece sembra, perché è lì che poi la promessa di stati di picco delle dipendenze diventa più forte, quando sembra che lo spazio del gioco possa essere solo quello e non invece uno spazio in cui ti inventi una storia che ti fa ridere. Io per esempio con questo esercizio ho visto divertirsi delle persone che magari apparentemente avevano seguito una conferenza molto serie o magari appunto anche delle autorità per esempio locali che si trovavano a fare questi esercizi e si divertivano tanto. Questa è una società che ci chiede solo fatica, impegno, performatività. Quella dimensione del gioco e del divertimento invece è qualcosa che dovremmo vedere come un diritto, perché effettivamente ha una dimensione di fioritura importante. È un diritto di fatto anche nel manifesto dei diritti per l'infanzia. Questa dimensione della gratuità e del gioco non finalizzato anche risponde molto bene al nostro messaggio ed è stata toccata da pedagogisti, neuroscienziati, oggi pomeriggio dalla dottoressa Farroni anche. Tornando al valore delle storie, leggiamo un commento di Loredana, che ringraziamo, che dice: senza storia non possiamo avere nessuna speranza. Nati su un minuscolo pianeta alle periferie del cosmo, con la nascita siamo entrati nell'avventura biologica, con la morte entreremo nella tragedia cosmica. Se non ci raccontiamo una storia, cosa ci resta? Adesso, immagino che ci sia... Bellissime. Qual è il paradosso? È che oggi di storie ce ne sono tantissime. Tra l'altro la mia tesi di laurea è stata proprio su questo, cioè sulla saturazione, iperproduzione di storie in un momento in cui invece il processo di soggettività è così, cioè è molto difficile da costruire. Quello che si diceva sul perdere l'identità, cioè non sapere chi si è, dove si sta andando, che poi è anche legato a cosa scelgo, perché la scelta è legata anche a chi sento di essere, a chi desidero diventare, a cosa desidero diventare, quindi anche al mio percorso, al senso del mio percorso. Il paradosso è che noi siamo travolti dalle storie, cioè in fondo anche tutta quella frammentazione dei video, di TikTok, sono tutte storie che le persone ci raccontano, in larghissima parte false, inventate, manipolatorie, ma sono delle storie che non danno senso. Cioè, anche perché non te lo possono dare, cioè non possono esaurire poi il senso di qualcosa, cioè devono lasciarti, devono essere velocissime, devono avere dei format standardizzati, devono lasciarti il senso di insoddisfazione, perché è il senso di insoddisfazione che ti dà l'idea di scrollare, andare avanti e proseguire. Se ti fermi su una storia e cambia il tempo, cioè quando io sto facendo con il mio gruppo di lettura, cioè una parte di questo gruppo di lettura che ha deciso, io ho fatto un po' di resistenza, però c'era questa parte di persone che lo voleva fare, dopo alcuni tentativi abbiamo letto un paio di volte il primo libro alla ricerca del tempo perduto di Proust. E adesso l'idea è stata quella di leggere in 19 mesi tutta la recherche. Io quando l'ho fatto ci ho messo 1 anno e mezzo perché non riuscivo a leggere solo questo. Perché Proust ti costringe a seguire il suo tempo. Lui si prende tutto il tempo per raccontare le cose nel dettaglio. Magari sono 100 pagine in cui racconta di una serata in cui non è successo niente e la grande difficoltà oggi è abitare quel tempo. Cioè un tempo dilatato che però ha una dimensione significativa. Cioè quello che ha fatto Proust in quella enorme ricapitolazione in cui inventa un sacco di storie, dice cose false, poi c'è tutta ovviamente una dimensione di fact-checking che hanno fatto le persone per verificare quanto fosse vero, quanto fosse no. Evidentemente più che un grande romanzo, una grande ricapitolazione di una vita. Però per esempio ci racconta il fatto che quanto tempo ci voglia per raccontare alcune cose, cioè quante sfaccettature ci siano. Alla ricerca del tempo perduto ci sono più di 400 personaggi. Questa cosa non è riducibile nel modo in cui ci viene raccontato che lo sia, quindi è chiaro che va tutto troppo veloce e tutto deve
Cioè oggi anche il modo in cui le storie vengono scritte e vengono costruite è fatto apposta per avere un certo effetto su di noi, perché se ne è molto più consapevoli. Io per esempio non guardo tante serie TV, ne guardo veramente molto poche, perché non mi catturano, insomma, non catturano tanto la mia attenzione. Mi capita spesso di guardare i primi episodi e poi magari ne guardo uno, ne guardo tre. La cosa che mi colpisce dopo che per molto tempo non ho visto delle serie TV è quante cose succedano in 15 minuti. Perché quelli spesso sono gli episodi pilota che devono essere fatti per capire se la serie TV verrà prodotta. E succede di tutto. Invece, e questo ci porta a non considerare invece una dimensione molto più dilatata del tempo delle storie. Quindi abbiamo un bisogno enorme di storie. Oggi abbiamo una fame incredibile di storie, però spesso le storie che abbiamo a disposizione sono fatte per spingerci, per stimolare. Anche le serie TV sono costruite ovviamente per stimolare un consumo costante. E il cosiddetto binge watching, per esempio, cioè il fatto di persone che magari non dormono per consumare costantemente le serie TV, che le guardano accelerate, perché anche lì deve andare più velocemente possibile, a 1,5, a 2. Questa cosa, io non sono, cioè non è che sto dicendo che bisogna andare lenti, bisogna solo leggere Proust, anche perché è veramente molto lento leggere Proust e ci vuole veramente molto tempo. Però la dimensione è anche considerare quali siano le storie che davvero risultano significative. Che danno senso. E allora un altro punto che vorremmo toccare con lei prima della chiusura è il tema del desiderio, che era anche in fondo alla descrizione dell'appuntamento con lei, cioè desiderare senza essere consumati dal desiderio. Ci può dire qualcosa di più di questo? Questa cosa è interessante perché appunto noi siamo pieni di desideri eterodiretti. È possibile che sulla base anche di di come siete profilati sui social, faccio di nuovo questo esempio perché è un mercato a tutti gli effetti, voi riceviate ovviamente delle spinte costanti all'acquisto, magari in alcuni momenti precisi della giornata. Noi sappiamo per esempio che le donne acquistano credo l'80% delle merci nel mondo di beni e servizi, evidentemente non solo per se stesse, ma anche perché spesso hanno il carico di doverlo fare per tutte le altre persone della famiglia. E nel caso di soprattutto donne di età media, si è bombardate da spinte costanti all'acquisto, che funzionano esattamente in quel modo, cioè promettono una ricompensa. Io me lo merito. Dopo tutta la fatica che ho fatto, dopo tutta la stanchezza, dopo il fatto che mi sono presa cura di tutti gli altri durante il giorno, io me lo merito. E spesso quel merito è comprare una stupidaggine, che dà sul momento un senso di soddisfazione, ma poi in realtà è quella luccicanza che scompare immediatamente. È sempre una promessa. Quello che appunto è molto difficile da fare e non si può fare dall'esterno, è più un percorso per cui si può essere accompagnati, facilitati, ma poi la persona ovviamente che deve cercare di capire è capire se questo desiderio è veramente autentico e personale o se è un desiderio che viene visto dall'esterno e riguarda tanti ambiti della vita. Io me ne sono occupata anche rispetto alla bellezza, rispetto all'aspetto estetico. Stai facendo una scelta, stai facendo una cosa perché piace a te, perché migliora il tuo rapporto col tuo corpo o perché è il fatto che devi uniformarti e devi fare quello che ti viene chiesto, perché è un dovere sociale, perché devi rientrare in una certa, come dire, in una certa forma, in un certo standard. Questo è molto difficile da stabilire, ma la questione è che come abbiamo bisogno di storie abbiamo bisogno di desideri, cioè in fondo quello che ci fa portare avanti la lettura di un romanzo è sempre il fatto di sapere che c'è qualcosa che muove i personaggi e anche nelle nostre vite c'è qualcosa che si muove, quindi la questione non è. E infatti anche, come dire, questo per me è importante, io ho parlato della dimensione del tempo, non è che vi sto dicendo che dovete andare a zonzo tutto il giorno, non fare più niente, non andare a lavorare e passare tutto il giorno appunto a scrivere sul vostro quaderno i vostri pensieri, non è evidentemente questo, perché non lo potete fare e forse non lo volete fare. Si tratta di considerare una varietà di cose e si tratta di avere il tempo per pensare che cosa conta davvero, cosa vale davvero. Il processo di scelta, che è anche il processo della scelta del desiderio. Io vedo grande difficoltà oggi a capire
che cosa si desidera, perché il desiderio significa anche tra cosa scelgo, che cosa mi muove veramente. Allora qui la questione riguarda moltissimo per esempio le emozioni, che hanno a che fare proprio col movimento. L'emozione viene da emuovere. Cos'è che mi coinvolge? Quello che noi ricordiamo è sempre qualcosa che ci emoziona e che ci coinvolge continuamente. Noi abbiamo considerato in questo, la filosofia spesso viene percepita come qualcosa di un'astrazione puramente intellettuale. In realtà ogni processo di comprensione è un processo di pensiero e di emozione allo stesso tempo. Una cosa che io dico spesso nelle conferenze, che dico, per esempio lo facevo l'altro giorno con i miei studenti, e dicevo rispetto alla questione del coinvolgimento emotivo nei processi di apprendimento di pensiero, probabilmente, immaginate, cioè, loro mi stavano guardando e ho chiesto loro che cosa, di che colore fosse la parete dietro di loro. E mi hanno detto che era bianca, tanti, ma era rossa. Ma quella cosa per loro non aveva avuto nessun coinvolgimento, quindi il cervello aveva fatto pulizia, aveva cancellato quel dato. Se io lo chiedessi a voi, evidentemente voi che vi trovate in questa sala, lo sapete come è fatto il soffitto di questa sala, perché? Perché questa sala è particolarmente bella, non è possibile entrare qui senza guardarsi intorno. Quindi la questione del desiderio ha a che fare con il coinvolgimento. La grande difficoltà è che in una società che ci stimola ad avere, se guardiamo una serie TV, a vedere morti in 5 minuti, cioè cose che succedono nello spazio di 5 minuti, questo stimolo costante alle esperienze di picco poi ci rende molto difficile capire che cosa ci coinvolge davvero. Cioè, al di là delle pulsioni, che cosa ci emoziona? Qual è l'idea che abbiamo di come stiamo? Quindi il mio invito non è quello a vivere lenti, non è anche perché tra l'altro io non è, cioè come dire, sarebbe anche ipocrita da parte mia, nel senso che sono in realtà, cioè come dire, una persona che ha bisogno anche di un certo ritmo nel fare le cose, che molto, mio marito dice che io ho continuamente desideri su tutto e quindi sono una macchina desiderante, come diceva un filosofo, ma è importante considerare questa cosa qui, cioè considerare più momenti della nostra vita. La scelta non è tra correre, andare veloci o andare lenti. La scelta, la questione è cercare di capire quali sono le nostre velocità e di quale velocità abbiamo bisogno, di quale spazio abbiamo bisogno. Se non abbiamo momenti di contemplazione, non abbiamo momenti di meraviglia, non abbiamo spazio per poter capire qual è un nostro desiderio veramente intimo, personale, che magari comporta una scelta a lungo termine, cosa difficilissima da fare oggi, e qual è un desiderio inautentico, questa cosa è, come dire, se non abbiamo questo spazio di discernimento, è veramente molto difficile poi cercare di migliorare la qualità della propria vita. E quindi secondo me la questione ha a che fare proprio con questa grande possibilità del discernimento. Grazie, allora se le fa piacere chiudiamo da dove siamo partiti, cioè dal titolo di questo incontro, dalla ricompensa alla libertà. Fa un po' pensare il termine ricompensa anche agli esperimenti con i topolini, mentre il termine libertà fa pensare a qualcosa di profondamente umano, cioè del fatto di essere sganciati da questi meccanismi di cui non siamo consapevoli. Ecco, visto che lei innanzitutto porta la filosofia in questo nostro festival, è anche una possibilità di diventare più autenticamente umani, questo passaggio dalla ricompensa alla libertà. Sì, questo è fondamentale. Dove umani secondo me è qualcosa che costruiamo, quindi di nuovo non è qualcosa a cui adeguarsi, ma è qualcosa in costruzione, come le storie, quindi qualcosa che possiamo vedere dipanarsi nel corso del tempo. E questa secondo me è una dimensione importante, non è una dimensione di perfezione, cioè noi abbiamo, oggi c'è molto l'idea di dover avere appunto, il controllo sulle cose e di dover raggiungere la perfezione nelle relazioni rispetto a sé, rispetto al lavoro, però perfetto viene da compiuto, cioè a che fare con come dire, rappresenta qualcosa che è finito, che è compiuto, che non ha più bisogno di altro. Io credo che sia molto difficile, può essere però un modo estremamente importante, anche proprio un approccio con cui vedere le cose, considerare che la meraviglia dell'essere umano sta nell'imperfezione.
Quindi intanto considerare che non ci sono forti e deboli, ma c'è una grande varietà, più di quanto pensiamo, che noi stessi siamo una molteplicità, quindi potremmo scoprire di noi delle cose che non avremmo mai potuto pensare in passato, e quindi poi la storia della nostra vita è un percorso di scoperta e appunto è una dimensione secondo me di molteplicità e di stupore estremamente importante. Grazie, dottoressa Gancitano, la ringraziamo veramente di cuore con un applauso dalla sala. Grazie. E certamente la gratitudine per il suo intervento arriva anche dalle molte persone che ci hanno seguiti da casa, che hanno interagito con noi, li ringraziamo a nostra volta, anche per i commenti di apprezzamento che ci hanno inviato. Ricordo a tutti che Cambio Gioco continua per un'altra giornata. Domani mattina avremo dalle 8:15 alle 14 il convegno Giocare d'anticipo e poi chiuderemo il festival domani sera alle 20:30 con Marco Pozza nell'incontro dal titolo L'uomo oltre l'errore. Rimanete con noi anche continuando a consultare il sito www.cambiogiocouL6.it, dove rimangono a vostra disposizione gratuitamente le videoregistrazioni di tutti gli incontri. L'UL6 Euganea di Padova vi ringrazia di cuore per aver partecipato e vi augura buonanotte.